Però Francesco Compagno, da favoriti a chiuderla è tutto un altro discorso con questo Tristino che non molla mai. Sicuramente sapevamo che era una partita difficile, un campo difficile e credo che faccia parte anche questo il bello e il brutto del playoff. Era un match point importante per noi, volevamo chiuderla qui, però ovviamente ci sono anche gli avversari sono anche fortissimi, la pista è anche molto complicata, è un campo molto complicato, infatti non a caso sono stati imbattuti tutto l'anno in questa pista, quindi va bene così, portiamo a casa secondo me una prestazione magari non tanto buona come quella dell'altro giorno, però secondo me le nostre occasioni anche nel 2-1 le abbiamo avute per portare la partita sul pareggio, però va bene così, dai, ora pensiamo a recuperare, a mangiare bene e a sabato. Quanto peserà il fattore campo? Sicuramente avere il pubblico a favore, una pista che conosciamo bene, può essere un punto a favore nostro, però i playoff sono sempre una cosa a sé, quindi non credo che ci sia una favorita, credo che si sta vedendo una grandissima finale, una bellissima finale per gli spettatori, per il pubblico, quindi non credo che ci sia una favorita. Sono due belle squadre che stanno giocando per il loro obiettivo. Prego Gigi. Ciao Checco, Ciao. Allora tanto complimenti per queste finali, state giocando benissimo, tutte e due le squadre state dando un bellissimo spettacolo. Volevo chiederti, stasera forse il primo tempo non ci avete creduto proprio fino in fondo, siete stati un po' a aspettare cosa faceva il Tristino? Sì, sono d'accordo su qualche punto di vista, forse siamo entrati un pochino più, tra virgolette, perché non è proprio il termine che vorrei usare, che è timorosi, confronto magari l'altro giorno che siamo entrati proprio con una cattiveria agonistica importante. Oggi forse non siamo entrati con questa cattiveria agonistica, però comunque le occasioni le abbiamo anche avute e poi buttate via. L'altro giorno i primi 3-4 tiri diciamo sono entrati 2, compresa la punizione, oggi abbiamo fatte 2, le abbiamo sbagliate entrambe, quindi sai, dopo la partita si mette in certi binari è anche difficile sempre inseguire. Grazie mille Francesco, Grazie, a sabato. Grazie mille. Grazie. Ciao, grazie. Buon riposo.